Onorevole Catanzaro, deputato uscente del PD, si ripropone in questa nuova tornata elettorale, con quali prospettive future? Le prospettive sono sempre prospettive, diciamo, che noi guardiamo in aspetto di sicuro positivo, è chiaro. Sono delle prospettive sperando di mettere da parte le destre che fino ad ora hanno governato questa Sicilia. È stato un enorme fallimento il governo uscente, il governo Musumeci, ci sono stati soltanto proclami e poi basta perché di risposte sulla concretezza sul territorio sono arrivate poche e quindi noi oggi siamo fiduciosi che la gente possa cambiare e voltare pagina con la presidenza alla regione di Caterina Chinnici, dove ovviamente il PD è protagonista di questa diciamo, candidatura. Tra le emergenze un forte documento di protesta dell'ANCE dove dice che ci sono centinaia di milioni bloccati per le imprese siciliane. Assolutamente sì, noi abbiamo più volte fatto delle finanziarie, forse è notizia di pochi giorni fa, l'ultima impugnativa da parte dello Stato di tutti gli articoli della finanziaria, quindi abbiamo fatto delle finanziarie che poi alla fine sono state delle finanziarie slogan e basta. Già all'inizio della sua campagna elettorale quali sono le istanze che arrivano dal territorio siciliano? Beh, guarda, intanto devo dire che sono contenta di essere su questo territorio, il territorio dell'Agrigentino, che è uno dei territori fra le tante bellezze sicuramente bello da valorizzare ulteriormente. Mi fa piacere essere qui in occasione dell'apertura della campagna elettorale di una bella squadra di candidati che porteranno avanti l'impegno per lo sviluppo della nostra regione. Sicuramente la campagna elettorale è diventata più difficile dall'inizio con le primarie. Purtroppo l'abbandono del campo progressista da parte del Movimento 5 Stelle certo ha indebolito un po' la candidatura di quel campo progressista e quindi la candidatura mia alla presidenza. Però c'è una squadra e oggi lo stanno dimostrando, c'è una squadra nel PD forte e determinata che vuole impegnarsi per il cambiamento in Sicilia ed è un cambiamento che parte per esempio dalla valorizzazione di territori come quello dell'Agrigentino che offre una ricchezza incredibile di bellezze naturali, di arte, di architettura, di cultura e di storia e questo sarà uno dei punti da valorizzare attraverso una politica attenta al turismo e attenta alla cultura. Le emergenze sono tante in Sicilia, oltre a questo, tra quello della disoccupazione, il grido d'allarme delle aziende dell'ANCE che non ricevono soldi da tantissimi soldi, insomma tanta carne al fuoco. Sì, certamente, tanti sono i punti che dovranno essere affrontati dal nuovo governo e che sono stati inseriti nel nostro programma elettorale. Sono tanti e guardano tutti, soprattutto io dico, alle persone, soprattutto al territorio, soprattutto all'ambiente. Alle persone innanzitutto bisogna riattivare delle politiche del lavoro che diano veramente la possibilità, soprattutto ai giovani, di trovare occupazione su questo territorio. La transizione energetica è fondamentale perché dobbiamo salvaguardare il nostro territorio, possiamo farlo attraverso l'utilizzo di risorse nuove e di risorse che devono essere diffuse sul territorio, che devono essere la scelta energetica nuova e tra l'altro nel fare questo sicuramente si creano nuove opportunità di lavoro, ma tanto altro c'è ancora da fare, le infrastrutture, arrivare qui e arrivare da un'altra provincia non è stato purtroppo semplice perché vanno riviste tutte le infrastrutture, le strade, il completamento della rete autostradale, per esempio la Palermo-Agrigento o ancora creare il raccordo autostradale con Ragusa. Ma anche le strade interne, le strade provinciali, ex provinciali, cioè va fatto davvero un enorme lavoro per valorizzare il territorio, per dare sviluppo. Giuseppe Provenzano qui a Porto Empedocle a presentare questa campagna elettorale, una campagna elettorale difficile, con quali argomentazioni il PD cercherà di convincere un elettorato dove i sondaggi danno per vincente il centrodestra? Una campagna elettorale difficile ma anche molto bella e anche intensa perché sarà una campagna elettorale che dura poco e dobbiamo
concentrare tutti gli sforzi su una partita che è aperta, perché quando si guardano i sondaggi ci si dimentica sempre di guardare che il primo partito in questo momento è quello degli indecisi e noi a loro ci dobbiamo rivolgere, con umiltà ma anche con l'orgoglio delle nostre idee e delle cose che abbiamo fatto in questi anni. Noi siamo quelli che sono andati in Europa a conquistare delle risorse che sono la leva per cambiare il volto alla Sicilia, al sud, al nostro paese. E la partita qui in Sicilia specialmente si gioca tutto su questo. Se fosse stato per la destra noi quei soldi non li avremmo mai avuti. Adesso ci vogliono mettere le mani per continuare a gestire la sanità, soprattutto quella privata, secondo i loro interessi particolari, perché ormai è diventato un affare di famiglia e di amici e parenti la sanità. Ma sono talmente scarsi che quelle risorse rischiano di perderle. Vedete, in questi giorni c'è il problema della siccità che abbiamo vissuto nella nostra regione, c'erano dei progetti, delle risorse che servono alla manutenzione della gestione idrica, alla irrigazione delle nostre campagne, tutti i progetti che la Regione non ha saputo presentare e che noi rischiamo di perdere. Ecco, noi non possiamo permetterci di sprecare un solo euro che non sia destinato a creare lavoro buono, soprattutto per i giovani e per le donne. Un'altra cosa non possiamo consentire che un solo euro vada a finire nelle mani delle mafie che, come abbiamo visto alle elezioni amministrative di Palermo, vogliono tornare di nuovo nelle istituzioni proprio per gestire questa torta. Noi combatteremo su questo perché quelle risorse se le siamo sudate. Io da Ministro del Sud ho preteso che arrivassero prioritariamente nel Mezzogiorno e nella nostra regione e davvero non possiamo sprecare questa opportunità di sviluppo. Con Caterina Chinnici, con il Partito Democratico, queste risorse sono nelle mani sicure, nelle mani giuste e con le quali noi vogliamo costruire un futuro per la nostra terra, per le nuove generazioni. Le emergenze sono tante in Sicilia, onorevole. Certo, adesso dobbiamo partire però per rispondere a una emergenza in particolare che è in Sicilia ma in tutta Italia, che è quella del caro delle bollette e che riguarda le famiglie che già sono in povertà energetica, perché ci sono tante famiglie che non arrivavano a riscaldare le loro abitazioni già prima che scoppiasse questa speculazione sul prezzo del gas, e anche per le imprese. Ci sono imprese che rischiano di chiudere, io ne sto visitando tante in questi giorni, incontro gli imprenditori, incontro i lavoratori ai quali avevo offerto da Ministro una misura che è ancora in campo, la fiscalità di vantaggio per il lavoro al sud, che è una misura fondamentale che adesso è a rischio e per la quale dobbiamo continuare a combattere anche in Parlamento. Bisogna dare risposte urgenti, il Governo deve fare un provvedimento, noi lo sosterremo, abbiamo proposto di scontare il prezzo del gas e dell'energia per le imprese che sono in difficoltà e soprattutto di offrire alle famiglie, soprattutto quelle che hanno redditi medi e bassi come in Sicilia, come al sud, un contratto luce sociale, energia gratis fino alla metà dei consumi medi, soprattutto per affrontare l'inverno. Ecco, le ragioni di questa scesa in campo? Da 15 anni svolgo l'attività di avvocato a Siculiana e quindi mi sono appassionata di politica e da 15 anni proprio sono consigliere comunale nel mio comune e sono capogruppo al Consiglio Comunale di Siculiana. Quindi dopo tanti anni di attivismo proprio sul mio territorio ho deciso di fare questa scelta per poter rappresentare le istanze di tutti i cittadini anche dell'Assemblea regionale. Sono ragioni legate alla responsabilità, a mio avviso assolutamente da ricondurre verso quella fascia di elettorato che è inclina all'astensionismo e quindi scendere in campo per ridare credibilità alla politica, fare di nuovo un collante tra la società e la politica e far maturare nei cittadini il desiderio e la volontà di andare a votare e di esprimere questo diritto. Ma la candidatura è la prosecuzione di un percorso avviato con Servire Agrigento. Noi in questi 2 anni abbiamo cercato tramite il movimento politico di rappresentare questa provincia, una provincia che naturalmente ha bisogno di aiuto, ha bisogno di infrastruttura, ha bisogno di lavoro, ha bisogno di occupazione e ha bisogno soprattutto di una classe politica che faccia veramente i bisogni di questa terra. Da qui la candidatura con il Partito Democratico a sostegno della candidatura alla guida della regione di Caterina Chinnici, con il quale abbiamo intrapreso questo percorso e intendiamo portarlo avanti nell'interesse della Sicilia e della provincia di Agrigento. Siamo con l'ex sindaco di Lampedusa Totò Martello e con le motivazioni della sua scesa in campo. Ma le motivazioni sono semplici: dare dignità a una provincia che è stata abbandonata da diverso tempo dalla politica regionale
Secondo, dare dignità al settore della pesca, che è completamente tenuto in abbandono da parte della Regione, da parte dell'assessorato, ma anche da parte del Ministero delle Politiche Agricole. E terzo, cercare di fare un sistema dove fondamentalmente siamo protagonisti di questi fondi del PNRR, perché tutti ne parlano ma poi nessuno affronta effettivamente le esigenze e i bisogni che ci sono realmente nel nostro territorio. Un problema molto importante è quello dell'immigrazione, su cui il centrodestra la fa da battaglia fondamentale. Ecco, lei ha vissuto in prima persona fino a qualche giorno fa il problema come lampedusano, come primo cittadino. Ma credo che sia l'unico a criticare l'atteggiamento dei Salvini e della Meloni, e spiegando anche alla gente fondamentalmente che le cose che vengono dette sono cose irrealizzabili. Non solo, ma l'interessamento da parte di questi partiti per quanto riguarda il fenomeno delle migrazioni è solo sotto campagna elettorale, anche perché per esempio il Salvini è stato ministro, non abbiamo visto tutte queste cose che lui intende fare se ritorna di nuovo al governo. E poi bisogna non dimenticare che anche oggi la Lega è al governo e che quindi se lui ha delle cose da fare che li faccia immediatamente subito per risolvere il problema, ma mi pare che solo fuffa, mi sembra solo notizie e propagandistiche che servono solo a ragionare dal punto di vista demagogico e non dal punto di vista reale di quello che avviene nel nostro mare. Ecco, la motivazione di questa sua candidatura, un imprenditore agrigentino che scende in campo. Io sono sempre stato un uomo di partito del PD da giovane, ho fatto sempre tante battaglie per una Sicilia diversa. Io sono un cooperatore perché lavoro nel mondo della cooperazione, ho una cooperativa che lavora da più da 40 anni, tuttora lavora, ho circa diversi dipendenti e è un impegno che ognuno di noi si deve assumere, ognuno con quello che può dare per una Sicilia diversa e una Sicilia di cambiamento. Sei anche un uomo di spettacolo. Sì, io aggiungo questo, io ho condiviso nella mia vita l'attività di presidente di una cooperativa, che era lavoro naturalmente, con la grande passione della cultura, della ricerca della musica popolare, andando in giro per il mondo negli istituti di cultura a rappresentare il meglio della cultura siciliana.